titolo di Miss Miluna Villamonis, valido ovviamente per la 79esima edizione di Miss Italia. Miss Italia fa la differenza, ed è vero, perché insomma Miss Italia c'è da 79 anni grazie a quella bellissima intuizione che poi il nostro patron Enzo Mirigliani, a quale rivolgerei un applauso, perché comunque in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Adesso c'è sua figlia Patrizia che ha preso in mano le redini di questo concorso. Vorrei anche approfittare per ringraziare le altre aziende che supportano Miss Italia. Ovviamente parliamo di Miluna questa sera, ma non dimentichiamo Rocchetta Bellezza, l'acqua della salute, insieme a Equilibra, questi straordinari prodotti naturali che ormai ci fanno compagnia in tante selezioni e sono veramente apprezzatissimi dalle nostre ragazze quando ricevono in omaggio. Poi parliamo di Loves Nature, altra azienda legata in qualche modo ad Equilibra, quindi un'altra azienda davvero importante e prestigiosa. Poi parliamo di Interflora, ovviamente tutti quanti noi conosciamo i grandi servizi che Interflora offre. Io a questo punto mi faccio da parte, mi metto nell'angolino perché vorrei che questa uscita fosse tutta dedicata a voi. Allora iniziamo con la quinta classificata, Miss Interflora, Elisa Rizzo da Campodarsego.